Siamo giunti alla ottava e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, un ricordo jackpot su questa corsa sulla trio di quasi 6.000 euro, 5.978 per l'esattezza, lo schieramento Cosimo Primo Club, Beethoven Griff, Antonio Boccino, Zala Barmen, Spirit Romy in prima fila, Zodicar Very Nice, Sabano C, Surian Orse e Emily Pani in seconda, ritirato Bacio di Dama Font, partiti con Antonio Boccino che va a condurre, Zala Barmen al suo esterno, attacca e passa a condurre in poche battute ed è quindi leader, parte bene dalla seconda linea Emily Pan che però rimane in mezzo alla pista e ora cerca di sistemarsi in terza posizione alla corda, operazione che riesce dopo 150 metri, quindi Emily Pan in terza posizione, poi via via gli altri cappeggiati da Beethoven Griff. Intanto primi 200 metri in 15,1 da parte di Zala Barmen che è anche il favorito e conduce su Antonio Boccino contro favorito. 29,8 per i primi 400 metri di gara, all'esterno si presenta Urian Horse dopo 500 metri e si trascina Spirit Roby. Intanto i 600 vanno via in 45,6, mantiene ritmo abbastanza veloce il leader Zala Barmen, nonostante il terreno sicuramente allentato per l'acquazzone caduto poco fa. Intanto 1 minuto e 3 decimi il passaggio agli 800 e siamo sulla penultima curva con il tentativo di Urian Horse di impegnare Zala Barmen che si difende dopo 1 chilometro in 1:15,2, continua Urian Horse e va nuovamente da un nuovo attacco al leader, ha spostato anche Emily Pan che copre ora Antonio Boccino che si mantiene in seconda posizione lungo la corda, più indietro è Beethoven Griff, numero cala 1 invece Cosimo Spirit Primo Rob. Club squalificato. Siamo a metà della curva conclusiva, Zala Barmen ha respinto il tentativo di Urian Horse ed entra nettamente in vantaggio addirittura d'arrivo, inseguito da Antonio Boccino, poi Emily Pan retta d'arrivo con Zala Barmen che nel finale controlla e vince agevolmente, secondo posto per Antonio Boccino, al terzo chiude Beethoven Griff 1:14,4 con 29,9 a chiudere dopo un 29,3 di penultimo quarto. Vittoria molto agevole per Zala Barmen che conferma l'ottima condizione, Alessandro Fonte in sediolo per conto di Massimo Trevellin e della scuderia Pierre e Roby. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio.